L'8 agosto le 500 pro loco di tutto il Veneto in marcia su Venezia per chiedere al presidente Zaia di farsi promotore di una legge ad hoc che tuteli il mondo del volontariato. Marcia che culminerà con la consegna allo stesso governatore delle oltre 7.000 firme raccolte ad oggi che hanno già siglato il manifesto solidale con cui si chiede la predetta legge. Così, dopo i tragici fatti di Refrontolo di 3 anni fa, con la pro loco di Refrontolo appunto, sulla quale grava una causa di 2,5 milioni di euro e con il suo presidente Walter Scapol accusato di omicidio colposo plurimo e disastro colposo e per questo a settembre dovrà comparire davanti al giudice per le indagini preliminari. Noi vogliamo chiedere al governo e al Parlamento che venga fatta una normativa specifica per le manifestazioni temporanee, non che si applichino le normative delle discoteche o dei grandi eventi alla Vasco Rossi, eccetera, e così via, e che è giusto ovviamente, ma bisogna anche fare quelle specifiche. Martedì 8 agosto il corteo partirà dal mattino presto dalla stazione di Venezia. Noi faremo una marcia silenziosa dalle 9 fino ovviamente alle 10 e poi abbiamo l'appuntamento con il Presidente della Regione per consegnare queste nostre firme, questa nostra petizione perché sia nostro portavoce. Nella giustizia italiana non esiste il buon senso, cioè ormai la disgrazia non esiste più e ci deve essere sempre un responsabile.